Ci siamo quasi, la 35esima edizione della Venice Marathon è pronta a tornare da Stra a Venezia con arrivo in riva 7 Martiri, domenica 24 ottobre. L'emozione del presidente Piero Rosa Salva è quella del primo giorno. Cercate di venire ad applaudire gli atleti il 24 ottobre perché veramente rappresenteranno una ripartenza di un grande progetto, un progetto che noi non sentiamo nostro, non è una nostra proprietà, è un progetto, è un valore per tutto il nostro territorio, pur essendo all'aperto cerchiamo di mantenere i distanziamenti e i comportamenti adeguati perché deve essere un giorno di festa per tutti. Dopo lo stop a causa della pandemia c'è grande attesa. Con la 10 km da Parco San Giuliano a Venezia e la classica 42 km nel percorso ormai conosciuto in tutto il mondo, straordinario da Stra e lo stupendo percorso finale a Venezia. Ecco, quindi direi che la cosa principale quest'anno è esserci. La 10 km avrà circa 6.000 iscritti, mentre gli atleti nella 42 saranno attorno ai 4.000, tutti con Green Pass rispetto ai 6.000 pre-Covid. Sono numeri importanti comunque, voglio precisare che all'estero sono ripartite alcune grandi maratone, ma tutte con numeri molto molto inferiori agli anni precedenti. È chiaro che è una ripartenza difficile, gli atleti non si sono potuti preparare, la paura ancora di viaggiare è grande, ma io credo che andava fatto questo sforzo da parte nostra. Io voglio ringraziare molto le istituzioni della Regione, Città Metropolitana, tutte le istituzioni e amministrazioni pubbliche